C'era una volta, tra le montagne della Savoia, un giovane pastore di nome Pietro. La sua famiglia era semplice e lavorava duramente la terra, ma Pietro aveva un sogno nel cuore: voleva studiare. Ogni giorno, mentre portava le pecore al pascolo, il suo desiderio cresceva sempre di più. Un giorno, un buon prete del villaggio lo notò e decise di aiutarlo. Grazie a lui, Pietro imparò a leggere e scrivere e con il tempo riuscì a entrare in un istituto locale per proseguire i suoi studi. Il suo cuore era pieno di gioia e gratitudine perché sentiva che Dio lo guidava lungo un cammino speciale. Quando raggiunse l'età di 19 anni, Pietro decise di andare a Parigi per continuare la sua formazione. Qui incontrò due compagni di stanza, Francesco e Ignazio. Fra i tre giovani si creò un legame profondo, una vera e propria amicizia che li avrebbe uniti per sempre. Insieme affrontarono gli studi e le difficoltà, sostenendosi l'un l'altro. Ignazio, con il suo spirito carismatico, influenzò profondamente Pietro. Dopo essersi laureato, Pietro sentiva il richiamo di Dio sempre più forte. Inizialmente aveva pensato di dedicarsi alla medicina o all'insegnamento, ma alla fine scelse di seguire Ignazio e dedicarsi interamente al servizio di Dio. Nel giorno della festa dell'Assunta, Pietro e i suoi compagni fecero i voti di povertà, castità e obbedienza, promettendo di spendere la loro vita nel servizio apostolico. Ma i tempi erano difficili. La guerra impediva loro di andare in Terra Santa come avevano sognato. Così Pietro e i suoi amici si recarono a Venezia e poi a Roma, dove iniziarono a predicare con passione e fervore. Pietro, con il suo cuore puro e la sua fede incrollabile, toccava i cuori di tutti coloro che incontrava. Un giorno, l'imperatore Carlo V decise di convocare una conferenza per cercare di risolvere i conflitti religiosi che stavano dilaniando la Germania. Il Papa scelse Pietro per rappresentare la Chiesa. Pietro, con la sua natura gentile e comprensiva, si rese presto conto che ciò di cui la Germania aveva bisogno non erano discussioni, ma una riforma profonda del clero e dei laici. Ovunque andasse, Pietro vedeva il bisogno di una fede più sincera e autentica. Predicava nelle città di Spira, Magonza e Colonia, toccando le vite di molti. Pietro Canisio, uno dei suoi discepoli, fu così colpito da lui che decise di diventare gesuita. Durante i suoi viaggi in Portogallo e Spagna, Pietro continuava a diffondere la parola di Dio nonostante le difficoltà e le sofferenze. Un giorno, mentre attraversava la Francia, fu imprigionato per 7 giorni. Ma anche in quella cella fredda e oscura, Pietro non perse la speranza. Pregava per tutti, anche per coloro che lo avevano incarcerato, e faceva voti di rinuncia e sacrificio. Pietro aveva un dono speciale. Riusciva a vedere il buono in ogni persona e a trattare tutti con amore e rispetto. Nonostante le tensioni religiose del tempo, Pietro credeva fermamente che fosse possibile trovare un terreno comune con i protestanti attraverso l'amore e la comprensione reciproca. Alla fine, Papa Paolo volle Pietro come suo teologo al Concilio di Trento, ma Pietro era stanco e debilitato.
L'estate era calda e il lungo viaggio lo prostrò. Arrivato a Roma, si spense dolcemente tra le braccia del suo amico Ignazio. Nel suo diario Pietro aveva scritto molte riflessioni spirituali. Un giorno, non riuscendo a entrare in una cappella, si fermò a riflettere su quanto spesso noi chiudiamo il cuore a Gesù. Pregò per sé e per il portinaio che non lo aveva fatto entrare, ringraziandolo per avergli dato occasione di riflettere e pregare. Pietro Favre, con il suo cuore gentile e la sua fede profonda, toccò le vite di molti e lasciò un segno indelebile nella storia della Chiesa. La sua vita ci insegna l'importanza dell'amore, della comprensione e della dedizione totale a Dio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.